Le ragazze del 6 Venezia in maglia celeste giocano col capitano Roberta Zennaro alzatrice, Vanessa Marangon opposto, Serena Bulegato e Silvia Busetti schiacciatrici, Linda Calore e Sara De Marchi centrali, Marta Busatto libero. A capo dello staff tecnico il primo allenatore Lucio Rienzi e il secondo Raffaele Scantamburlo. Le ospiti del Latte al Balluna Feltre in maglia bianca, allenate da Marcello Beatrice, schierano il capitano Valentina Feltrina alzatrice, Elisabetta Gava opposto, Beatrice Dalla Vedova e Tamara Lazzaretti schiacciatrici, Tamara Giacomin e Silvia Garlet centrali. Sin dai primi scambi il Feltre dimostra solidità e precisione in tutti i fondamentali. Le ospiti ricevono, difendono e contrattaccano con efficacia sia dai lati che dal centro. Le ragazze del 6 Venezia, contratte e fallose in ricezione, riescono a passare con l'opposto Vanessa Marangon, ma le feltrine rispondono colpo su colpo con Dalla Vedova, Gava e Giacomin, avvantaggiandosi sul 16-10. Le mestrine non riescono a sistemare la ricezione e i loro attacchi sono inevitabilmente respinti o toccati dal muro avversario, che agevola la difesa permettendo di ricostruire azioni in contrattacco finalizzate da Elisabetta Gava e Beatrice Dalla Vedova. Favorito da una serie di attacchi errati delle locali, il Feltre allunga sul 21-12, vincendo agevolmente la prima frazione con un largo 25-14. Il 6 Venezia riparte con la centrale Elena Finotto per la De Marchi e col secondo libero Giorgia Marchesin per Marta Busatto. Dopo una fase d'equilibrio, il Feltre si porta decisamente al comando sul 14-9, con un break propiziato dagli errori delle mestrine, soprattutto in ricezione. La prima cosa abbiamo pensato stasera è la ricezione, poi un po' alla volta tutto il resto, perché non stiamo ricevendo. Dai, forza, dai! Coach Rienzi richiama all'ordine le sue, modificando ancora la formazione con l'inserimento dell'alzatrice Giulia Di Natale per la Zennaro e della banda Roberta Bozzetto per la Busetti. I cambi non mutano la situazione perché il Feltre continua a ricevere bene, a murare e a colpire con le micidiali schiacciate di Beatrice Dalla Vedova ed Elisabetta Gava, conquistando in scioltezza il secondo set per 25-17. Nel 6 Venezia la centrale Sara De Marchi rientra al posto di Elena Finotto. Le ragazze di casa ce la mettono tutta, lasciando in panchina incertezze e distrazioni che le avevano accompagnate nei set precedenti. Migliora la ricezione, il muro aiuta la difesa e si vedono ottimi salvataggi da parte di Serena Bulegato. L'attacco inizia a funzionare con regolarità, sostenuto dai martelli Marangon e Bulegato. Le feltrine comunque non perdono il controllo del match, anzi si mantengono in vantaggio di 2-3 punti per la prima metà della frazione, potendo contare sull'ottima vena realizzativa di Gava e Dalla Vedova. Efficaci anche le azioni portate dalla centrale Giacomin, ottimamente servita da Valentina Feltrin. Dal 12 pari in poi si sviluppa una strenua lotta palla su palla, coi due sestetti sempre a stretto contatto. Si vedono gran colpi su entrambi i fronti, l'adrenalina cresce, lo spettacolo ne guadagna. La parità persiste fino allo splendido attacco della Gava che dà al Feltre una palla match, annullata dalla schiacciata vincente sulla parallela di Vanessa Marangon, 24 pari. Il contrattacco mani fuori della Bozzetto manda avanti le locali sul 25-24, ma la Lazzaretti ristabilisce la parità. L'ottima Bozzetto va ancora a segno da posto 4 e l'errore della Giacomin chiude il terzo set sul 27-25 per il 6 Venezia. La buona prova e la vittoria del terzo parziale incoraggiano le ragazze di casa, che impongono il loro gioco guadagnando un buon vantaggio sul 7-3, grazie all'aggressiva battuta in salto di Serena Bulegato che fa vacillare le certezze della ricezione feltrina. Le ospiti dimostrano maturità e lucidità, riavvicinandosi sul 7-6, ma in questa fase l'attacco delle mestrine si dimostra superiore, proiettando le locali sul 12-7. Qualche errore di troppo del 6 Venezia riporta in scia sul 13-12 il Feltre, che però smarrisce la regolarità e la concretezza mostrate nelle due frazioni iniziali. Per contro, la potenza della Marangon, l'esperienza della Bulegato e la lucidità della Bozzetto fanno la differenza per le ragazze di Lucio Rienzi, che staccano le ospiti sul 17-12. Il Feltre tenta la rimonta, frustrata da 2 attacchi errati consecutivi. La Marangon invece non sbaglia e il 6 Venezia si aggiudica il quarto set per 25-20.
L'entusiasmo delle mestrine per la bella rimonta compiuta si spegne rapidamente con l'avvio del tie break. Il muro del Feltre sbarra la via alla Bulegato. I contrattacchi di Elisabetta Gava perforano a ripetizione la difesa del Sai Venezia. L'ace di Beatrice Dalla Vedova manda le squadre al cambio di campo sull'8-1 per le ospiti. Recuperare un simile svantaggio è compito davvero proibitivo, ma le ragazze mestrine ci provano ugualmente, riuscendoci solo in parte. Spinte dalle valide Marangoni e Bozzetto, le locali sembrano poter rientrare in gioco, avvicinandosi sul 7-10. Ma il Feltre non fa concessioni, limita gli errori e piazza l'allungo decisivo volando sul 14-7. Beatrice Dalla Vedova firma il match point, chiudendo il tie break sul 15-9 per il Latte al Baluna Feltre. Siamo partite bene, eravamo avanti 2-0, la squadra risponde bene, poi bisogna considerare anche che siamo una squadra nuova, quasi tutte le componenti sono nuove, ci manca amalgama, ma stiamo lavorando bene. Dopodiché abbiamo iniziato a peccare un po' sull'impianto fisico, un po' di stanchezza e ci siamo fatte raggiungere. Comunque la forza della squadra c'è, abbiamo reagito bene, abbiamo vinto il quinto set in maniera pulita, senza sbagliare niente. È stata una partita lottata, abbiamo perso 3-2, stiamo lavorando molto sia sull'aspetto di ricezione che sull'aspetto sotto il profilo del muro. Siamo state contente, ci siamo svegliate un po' tardi al terzo set, purtroppo forse poteva andare meglio, però è andata così. Un punto fa sempre comodo, ci farà musina per la fine del campionato. Una partita cominciata malissimo. Siamo entrati in campo troppo contratti, leggeri in battuta e troppo tesi in ricezione. E abbiamo fatto il gioco dell'avversaria, che comunque hanno fatto quello che dovevano fare, battendo e mettendo in difficoltà i nostri ricevitori. Terzo set hanno cominciato, forse la forza della disperazione ha tirato fuori qualcosa in più alle nostre ragazze, che hanno cominciato a macinare un po' di gioco, e così anche il quarto. Poi il tie break purtroppo è partito malissimo, nonostante avessimo una prima linea molto forte, però sono andate in palla in ricezione, abbiamo preso un 7-1, difficile da recuperare, ci hanno anche provato, però ormai era quasi compromesso il set.